assessore all'ambiente al Comune di Venezia. Sì, poche riflessioni. Il racconto che ha fatto Maurizio Bianese, preciso fino all'autolesionismo, speriamo di no, è applicabile ad altre realtà simili a quella che lui ha descritto. Nella sua filiera storica, come dire, cioè la madre di tutte le illegalità e gli insediamenti criminali contemporanei, cioè l'alleanza tra la nascita federata, diciamo, di più bande sotto l'egemonia di Felice Maniero e poi la loro alleanza con il crimine organizzato di ben altra caratura, in particolare con alcune cosche mafiose, e poi la sua sconfitta attraverso l'azione delle forze dell'ordine e il pentimento del capo, no? La disintegrazione della banda, la sua ricostituzione per nuclei diversi, tirandosi dietro quell'alleanza strategica con il grande crimine organizzato che le ha consentito, poi aprendosi tra l'altro, integrandosi anche con le gang criminali straniere, non straniere nel senso che diceva del sud prima Maurizio, ma straniere nel senso non italiane, ecco. E l'apertura o il rilancio di nuovi mercati. Pensiamo alla nuova floridezza che ha assunto il mercato della prostituzione dagli fine anni 80 in poi, no? Da mercato marginale che era diventato a un nuovo mercato, insomma, molto importante anche economicamente, o il rilancio più recente della droga, in particolare della cocaina e dell'eroina. Tra parentesi, sul litorale ricordo il recente arresto dell'insospettabile Cavallino, no? Con un ingente quantitativo di cocaina, e quindi un mercato florido e rilanciato, che è il mercato originario che ha consentito l'accumulazione originaria della banda Maniero, cioè l'industrializzazione e il marketing innovativo della droga nella seconda metà degli anni 80 in particolare, cosa che gli ha consentito, dati gli enormi guadagni, di rinviare quello che probabilmente sarebbe diventato poi il suo business ulteriore, e quindi anche di sottovalutare, nel senso di non considerarlo particolarmente conveniente in quella fase il rapporto con la politica, perché della politica le mafie, il crimine organizzato ha bisogno quando intende lucrare nell'edilizia e nel commercio, no? E quindi ha bisogno di orientare i piani urbanistici e i piani commerciali, cioè di orientare lo sviluppo di un territorio, mentre se si limita, fra virgolette, al mercato della droga, della prostituzione, delle rapine, cioè quello che era il business vero della banda Maniero fino al momento in cui è stata smantellata dall'iniziativa giudiziaria, può in un certo modo trascurare il rapporto con la politica, anche se io penso che sia stato sottovalutato. Su questo forse concordo un po' meno con Maurizio. Penso che il rapporto con la politica l'avesse coltivato, ma reputandolo in quel momento secondario ai fini del proprio business, che era totalmente incentrato su questi business illegali in senso stretto, insomma. Ma ancora qualche anno probabilmente la necessità di reinvestire i colossali guadagni avrebbe motivato anche un interesse rispetto ai piani regolatori delle città, dei paesi, dei territori, e quindi a stringere di più il rapporto pure già avviato con settori della politica. Questa struttura, che arriva fino ai giorni nostri, integrando poi nuove alleanze, nuove complicità, la si può leggere attraverso singoli episodi, nel modo in cui l'ha fatto Maurizio per questo territorio, per altre realtà del nostro nord-est, perché ha una caratteristica particolare. Qualche mese fa, pubblicando uno di questi rapporti, abbiamo presentato, riassunto e poi anche integrato con notizie nostre più recenti il rapporto Transcrime, che è l'agenzia forse più attendibile dal punto di vista della capacità di leggere in modo sintetico le varie fonti che provengono dalle varie agenzie che si occupano del crimine, in particolare nel nord-est, e l'intero volume d'affari del crimine organizzato nel nord-est è grosso modo per metà appannaggio delle mafie, diciamo,
quelle propriamente dette, mafia, camorra e 'ndrangheta, e per metà o poco più crimine locale, gang locale, che a loro volta però sono miste, sono gang locali, operano nel territorio qua, ma sono magari straniere o miste italiano-straniere. I due settori prevalenti sono il traffico dei rifiuti e il traffico di droga. Dove vanno a finire questi guadagni è il territorio, in senso letterale, della nostra regione, vanno a finire negli investimenti di cui stiamo parlando. Cosa che genera 3 almeno conseguenze pesanti. Primo, devasta il territorio, perché spinge a cementificare, a infrastrutturare, a costruire, non perché c'è un bisogno in quel territorio, ma perché c'è il bisogno di costruire per riciclare denaro e attraverso questo modo fare dell'altro denaro. E quindi i disastri che misuriamo sul nostro territorio, che quasi sempre sono disastri a chilometro zero, non sono disastri perché piove dal cielo, sono disastri a chilometro zero. Lo squilibrio idrogeologico e la cementificazione del territorio che diventa impermeabile, sono le cose che il dissesto, eccetera. La seconda cosa è l'inquinamento dell'economia, per cui è chiaro che se io sono un imprenditore che ha alle spalle capitali illeciti e quindi facilità di investire, sarò enormemente avvantaggiato rispetto a chiunque altro su quel territorio competa, ed è chiaro che la mia supremazia così conquistata inquina, altera la concorrenza e inquina l'economia. La moneta cattiva scaccia la moneta buona, come è noto da tanto tempo. E la terza conseguenza importante è la mancanza di libertà nei decisori politici, in quelli che fanno le scelte e che molto spesso non lo sanno nemmeno di essere, come si dice, funzionali a questo disegno. A volte sono solo, fra virgolette, consapevoli che stanno inquinando il territorio, cementificando, ma non si rendono magari conto di cosa c'è dietro. E la stessa cosa riguarda la cosiddetta società civile. Maurizio più volte nei suoi articoli ha ricordato come proprio nel Veneto orientale, ma si potrebbe fare lo stesso ragionamento anche da altre parti, la presenza di questi personaggi che arrivano qua per esempio dalle regioni del sud, ma non solo, no? È una presenza che cerca l'empatia, la simpatia, che cerca di porsi come dal lato costruttivo, diventano presidenti delle squadre di calcio, no? Si integrano nelle sagre del paese, no? Portano contributi, portano soldi perché hanno soldi da spendere, appunto, devono spendere, devono riciclarli, e quindi offrono questa faccia, entrano nel circuito della società civile rispettabile, e questo è l'elemento che altera tutto, altera i meccanismi elettorali, soprattutto nei centri più piccoli. Questo è più immediato, ma questo succede anche nelle realtà più grandi, anche nelle realtà metropolitane, succede anche nel territorio comunale di Venezia, dove vi sono queste presenze che assumono queste facce anche. E dunque occorre fare quell'operazione che invitava a fare prima Maurizio Dianese, fare 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e come applicando la lezione di Francesco Saverio Pavone, per l'appunto, evitare di seguire i singoli casi per dar loro un senso in un quadro leggibile complessivamente. È il modo migliore per valorizzare il lavoro straordinario che fanno le nostre forze dell'ordine sul campo, che fanno appunto anche le piccole stazioni dei carabinieri, che fanno i piccoli commissariati, no? O che fanno anche le squadre mobili, che fanno anche le strutture più strutturate, insomma, delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, che fanno i singoli procuratori, i singoli pubblici ministeri, no? Che fanno a volte le amministrazioni. Questo è anche il senso del lavoro che cerchiamo di fare come osservatorio Ecomafia, Ambiente e Legalità, no? Per questo un'amministrazione si mette dentro. Tra l'altro di questo vedo qui l'assessore Paolo Dalla Vecchia della provincia, assessore dell'ambiente della provincia di Venezia. Abbiamo una strettissima collaborazione e fortissima sintonia in questo, ed è molto importante che le diverse istituzioni su questo siano allineate e si muovano in sintonia.
perché è la compattezza dei livelli istituzionali, oltre che l'esempio degli amministratori in carne e ossa, diciamo, no? A dover trasmettere questa fiducia nella capacità che hanno le forze dell'ordine, che ha la magistratura, che hanno le istituzioni di rispondere sia ai palesi atti di violenza, di intimidazione, alle illegalità evidenti, sia quelle più insidiose, no? Sia quelle più sfuggenti, più equivoche, più difficili da individuare, sia che si tratti della minaccia che viene in un certo modo. Se devo dire la verità, l'unica cosa che mi permetto di dire sul contesto di questi giorni a Caorle, perché non sono del luogo, è difficile intervenire, no? A me sembra più inquietante il fatto che il sindaco neghi la cosa che il fatto che l'abbia ricevuta. Se la cosa, una volta che la cosa fosse dimostrata, la cosa più inquietante sarebbe questa, no? Perché sarebbe umano che uno dicesse ma questa cosa reiterata anche in sede solenne istituzionale a me sembra la cosa più inquietante. E quindi è evidente che noi proprio dal livello istituzionale innanzitutto dobbiamo dare questo messaggio, sostenere il lavoro di chi fa le indagini, di chi deve reprimere questi fenomeni, ma anche porre il problema di contestualizzare, di dare l'idea del fenomeno, che non siamo di fronte appunto agli ladri di polli di cui si parlava a proposito di una banda che in realtà era già una banda di stampo mafioso, per quanto fosse totalmente nostrana, diciamo, no? E che ha rinnovato il crimine in un certo modo. Questo dobbiamo saper fare, questo vale per tante cose, vale per esempio per il nuovo mercato della droga, su cui c'è una larghissima sottovalutazione. Qui c'è Enrico Fontana di Libera, no? Esattamente come con Rossella Muroni e con Gigi Lazzaro di Lega Ambiente, siamo insieme a coloro che sul piano dei reati ambientali in questo paese si battono da più tempo con più coerenza e radicalità e insistenza. Con Libera, no? Che adesso qui rappresenta Enrico Fontana, siamo con l'associazione presieduta da Don Luigi Ciotti, che direi con più lucidità e capacità di seguire l'evoluzione del fenomeno su questo punto, ripeto, con più insistenza e anche con più storia dietro si è battuta e si batte. Il mercato della droga oggi è di nuovo una cosa di valore strategico per le mafie, e lo è in un modo drammaticamente devastante per le nuove generazioni in particolare, perché il mercato della droga si è reinventato dopo un decennio in cui sembrava confinato nelle sue forme più pesanti ai bordi, diciamo così, dove sopravvivevano gli storici tossicodipendenti, più qualche altro ogni tanto ci cadeva e il resto era pasticche e così via, no? È tornata prepotentemente, annunciata da un calo dei costi della cocaina prima e poi da un calo drastico e da un'immissione spaventosa di eroina, no? Ha ripreso a diffondersi tra le nuovissime generazioni. È di questi giorni l'allarme negli Stati Uniti, che hanno una vicenda analoga e anticipatrice della nostra. Si sta diffondendo l'allarme generalizzato negli Stati Uniti esattamente sul ritorno dell'eroina. Da noi è una cosa vera già da un paio d'anni, segnalata tempestivamente da alcuni che se ne occupano, eccetera, ma non c'è ancora la consapevolezza. Anche qui si inseguono i singoli spacciatori o trafficanti, come il nostro del Cavallino dell'altro giorno, oppure i commercianti di Venezia, il centro storico, che nel retrobottega hanno l'angolo dello spaccio a go-go, o l'altro commerciante in corso del Popolo a Mestre, cioè aveva il deposito di cocaina import-export e così via. Singoli casi, e non si ragiona sul contesto, sull'affare in generale. Questo è il punto che su cui dobbiamo insistere e concentrarci. Di qui il lavoro del nostro osservatorio, che per quanto è possibile cerca di spingere la riflessione in questa direzione.